domanda? Guarda nel cartello prima. È stata mai viaggio? Forse? Ricordati, o Padre, della tua misericordia e santifica con eterna protezione i tuoi fedeli per i quali Cristo, tuo Figlio, ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione ed ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirò se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo di suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia,
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte in croce. Per questo l'ha esaltato, Dio l'ha esaltato e gli ha dato un nome, il nome che è sopra ogni nome. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: Chi cercate? Gli risposero: Gesù, il Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo. Chi cercate? Risposero. Gesù, il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco.
Gesù allora disse a Pietro: Rimetti la spada nel tuo fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo. Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto del sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: Non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel Tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: Così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: Se ho parlato male, dimostravi dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: Non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: Non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: Che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: Dunque, tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici
io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza della verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato. Che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è fra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo. Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: Salve, re dei Giudei. e gli davano schiaffi. Pilato uscì di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono. Crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo. In lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: Di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: Non mi parli? Sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce. Gli rispose Gesù: Non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litrostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re. Ma quelli gridarono. Via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: Metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti. Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere il re dei Giudei, ma costui ha detto: Io sono il re dei Giudei. Rispose Pilato: Quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica.
ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio, poi disse al discepolo: ecco tua madre. e da quell'ora il discepolo la accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. e, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. Come dire, tutto è stato portato a compimento. Che cosa è compiuto? Che cosa è stato portato a compimento? Possiamo rispondere semplicemente: ciò che dicevano le Sacre Scritture. La stessa parola è usata poco dopo. Questo avvenne perché si compisse la Scrittura. Quindi anzitutto ciò che è portato a compimento è ciò che è scritto nella Scrittura, ma più profondamente ciò che Dio aveva rivelato attraverso le Scritture, il suo progetto riguardo al Figlio fatto carne. Ecco che cosa si è compiuto. E questo progetto l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, indicato in modo straordinario e impressionante nella figura del cosiddetto servo di Yahweh, di cui parla il profeta Isaia, e di cui abbiamo letto uno dei carmi del servo. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe siamo stati guariti. Proprio verso la figura di questo trafitto siamo invitati, in modo tutto particolare in questo giorno, a volgere i nostri occhi. Come ancora dice la Scrittura, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. È necessario fissare lo sguardo su Gesù, come faremo fra poco nel gesto di devozione e di omaggio alla croce di Gesù. È necessario fissare su di lui il nostro sguardo per intuire nella fede quanto è accaduto. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Colui che ha sofferto e ha dato la vita per noi raccoglie su di sé le sofferenze e le piaghe di tutti gli uomini, di tutta l'umanità. È lui, l'uomo dei dolori, che ben conosce il soffrire umano. In Gesù noi vediamo che tutti i nostri dolori e tutte le nostre sofferenze, quelle che derivano dalla nostra debole natura umana, ma anche quelle che provengono dall'umana cattiveria nostra o altrui, tutti i dolori e le sofferenze umane vengono, per così dire, raccolti, avvolti, assunti in un atto di amore infinito. Gesù fa proprio questo, obbedendo filialmente alla volontà del Padre. Fa questo in modo che l'amore di Dio, che rifulge in Lui e nel suo atto di amore incondizionato, si dimostri capace di, diciamo così, assorbire e di trattenere tutto il male dell'umanità, capace di liberarne gli uomini che ne sono schiavi. Con la morte di Gesù, gesto supremo di solidarietà con gli uomini peccatori,
Dio non fa magicamente sparire il male, ma per così dire se ne assume su di sé il veleno e le conseguenze. E in questo modo guarisce l'uomo peccatore, restituendogli dignità filiale. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Ecco perché l'autore della lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato nella seconda lettura ci rivolge questo appello: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per riceverne misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. E qual è questo momento opportuno in cui abbiamo bisogno di essere aiutati? È il momento in cui noi siamo tentati, è il momento in cui noi cediamo alla tentazione e abbiamo bisogno del perdono del Signore, è il momento della nostra morte. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, che è certamente la parola del Signore che abbiamo ascoltato, fonte di grazia, che è l'Eucaristia, sacramento della grazia del Signore, ma che è anche in modo particolare in questo tempo liturgico il sacramento della penitenza, ma è anche la preghiera fiduciosa di intercessione, come faremo fra poco nella preghiera universale. Attraverso questa preghiera noi ci accostiamo al trono della grazia e affidiamo al Signore tante situazioni di bisogno per ricevere misericordia e trovare grazia. Ecco quanto ci fa vivere la liturgia in questa straordinaria liturgia della croce. Non è una Santa Messa, è una liturgia unica nell'anno liturgico, ma profondamente vera, bella, fruttuosa, se noi la viviamo con questi atteggiamenti. Ci alziamo. La comunità cristiana prega sempre per i bisogni del mondo e della Santa Chiesa, ma in questo giorno particolare questa sua supplica si rivolge al Signore in modo davvero ampio, facendosi realmente carico, come Gesù sulla croce, di ogni specifica necessità. Quest'anno aggiungeremo un'intenzione specifica per le popolazioni martoriate dalla guerra in atto. Preghiamo, fratelli e sorelle, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi in una vita serena e sicura di rendere gloria a Dio, Padre Onnipotente. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
Preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa, come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi e per tutto il popolo dei fedeli. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia, tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per i nostri catecumeni. Il Signore Dio nostro apre i loro cuori all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché mediante il lavacro di rigenerazione ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei nostri catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova dal fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unica sua Chiesa quanti testimoniano la verità con le loro opere. Dio onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell'unità, volgi lo sguardo al gregge del tuo Figlio,
perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una cosa sola nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità camminando nella tua presenza con cuore sincero e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità, progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della tua vita. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscano i segni della tua bontà e stimolati dalla nostra testimonianza abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo.
Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per i popoli dilaniati dalle atrocità delle guerre. Le loro lacrime e il sangue delle vittime non siano sparsi invano, ma affrettino un'era di pace che scaturisce dalle piaghe gloriose di Cristo Gesù. Dio misericordioso e forte, che annienti le guerre e abbassi i superbi, allontana al più presto dall'umanità orrori e lacrime, perché tutti possiamo essere chiamati veramente tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti nelle loro necessità sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo ci ha salvati mediante la croce, che è il suo altare. Dopo le acclamazioni alla croce proposte dal diacono, siamo invitati ad accostarci a questa per compiere un gesto di adorazione e di amore al crocifisso. Sostituiremo il bacio con la genuflessione o un inchino profondo. Accompagneremo questo momento di adorazione con i canti Ti saluto, o Croce Santa, numero 230, e a seguire Popolo mio, numero 228. Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite e adoriamo.
Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite e adoriamo. Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite e adoriamo. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel, gron di sangue innocente sul Tristo, che ti volle martirio crudel. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redemptor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Tu nascesti fra braccia amorose d'una Vergine Madre, o Gesù. Tu moristi tra braccia pietose d'una croce che data ti fu. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redemptor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. O agnello divino immolato sull'altar della croce pietà, tu che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha.
Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d'amor. Il suo sangue innocente fu visto, come fiamma sgorgare dal cuore. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Popolo mio, che male t'ho fatto, in che ti ho provocato? Rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Perché ti ho guidato 40 anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo. Tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male t'ho fatto, in che ti ho provocato? Rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Che altro avrei dovuto fare non ti ho fatto? Io ti ho piantato mia scelta e florida vigna, ma tu sei divenuta aspra e amara, poiché mi hai spento la sete con aceto e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato? Rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io per te ho flagellato l'Egitto e i primogeniti suoi, e tu mi hai consegnato per essere flagellato. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il faraone nel Mar Rosso, e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti. Popolo mio, che male
rispondimi. Santo sei Dio, Santo sei onnipotente, Santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ho aperto davanti a te il mare e tu mi hai aperto con la lancia il costato. Io ti ho fatto strada con la nube e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato? Rispondimi. Santo sei Dio, Santo sei onnipotente, Santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho nutrito con manna nel deserto e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza e tu mi hai dissetato con fiele ed aceto. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato? Rispondimi. Santo sei Dio, Santo sei onnipotente, Santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io per te ho colpito il re dei Cananei e tu hai colpito il mio capo con la canna. Io ti ho posto in mano uno scettro regale e tu hai posto sul mio capo una corona di spine. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato? Rispondimi. Santo sei Dio, Santo sei onnipotente, Santo sei immortale, abbi pietà di noi. Dopo aver meditato, pregato, adorato il nostro Redentore, siamo invitati ad accostarci alla mensa eucaristica con il pane consacrato nella celebrazione del Giovedì Santo. Accogliamo con fede la presenza del Signore in mezzo a noi con le parole del canto Mistero della Cena, numero 107. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della
sempre con noi. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue di Gesù. Il pane che mangiamo, fratelli, ci farà. Intorno a questo altare l'amore crescerà. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbandonarci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù, per giudizio di misericordia, ma per la tua misericordia sia salvezza per l'anima e per il corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Amen. Canto di comunione al numero 100. È giunta l'ora. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te. Hanno creduto, conservali tu nel tuo amore, nell'unità. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua parola è verità, e il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da te. Io sono in loro e tu in me, che
che siam perfetti nell'unità e il mondo creda che tu mi hai mandato, li hai amati come ami me. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai rinnovati con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a così grande mistero ci consacri sempre al tuo servizio per Cristo nostro Signore. Inchinatevi per la benedizione. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna per Cristo nostro Signore.